E buongiorno a tutti, ringrazio di seguire noi, siamo sempre in Urezza per campa qui, nella nostra pagina Facebook France Bleu RCFM e oggi bultiamo noi biezzole per ridroa un pegura giusto da voi un anno e mezzo, si chiama Carlo Antonio Guastali e ci aspetta subito nanta so esplodazione. France Bleu, RCFM. Beh, siamo un paese di piazzole, un luogo si chiama Santa Croce, da umore con quelle piccole, una lunga storia. Ha ricominciato essendo giovane, ho fatto latteria, ho fatto servore pendente una decina d'anni e poi mi conveniva più, dopo ho avuto appena i regni, appena in massoneria, quindi quell'anno. E poi ho avuto l'opportunità di unire alla Corizza, di buon dentro alla Corizza e ci sono stato una ventina d'anni. Ah, io ho cambiato di mestiere perché a dire la franca non aveva seconda teccia. Dunque, come la casa era mia, i figli erano allevati, ho detto dobbiamo stare via qui, ci siamo nati, dunque abbiamo fatto così. Ah, la stallazione era già quasi tutto pronto, eh. Era già previsto i fondi da via, ma ho buscato una banda di pecore e oh, poi c'è la sostegno tutte queste andature di questi giovani che si installano e c'è la sostegno, poi soprattutto i nostri. La giornata comincia a mattina a buona ora, come un mungo che è un altro giorno. A mattina 5 ore e mezza si viene a muglia, si caglia. Dopo 2 orette dopo si fa il soffermaio e eccoci, la giornata dopo c'è la tacca a di mare. A stebile c'è da mangiare, acqua, soprattutto acqua con 6 calorate. Avendo in casa mia che si manco tutto affatto non è enorme, e dunque boh, tutta l'andatura è merce, ma ne manco nulla per poi vendere nei magazzini. A campo un paese che sostiene tutto ciò che si fa nella nostra terra. C'è la batte, c'è la gente che i nostri giovani che li stiano un paese e che abbiano una certa andatura per poi campare nei nostri paesi, così siamo forti in questo soggetto e mica sempre aspettare quello di Giugno Marenda. O la bene sicuramente poi se i buci per fare appena i canne e cresce quando è piccolo perché ormai non manca. E domani compieremo già la nostra spassigliata in Urez, per quest'ultimo ridro bulteremo nanta comune di Barad per scoprire un luogo di tradizione, d'amicizia e di spertera a più di 1000 metri d'altitudine di un gasello di Gompoli. A domani per e campa qui, sempre in Urez, a ringraziare a tutti. France Bleu, RCFM.